Ma perché venduti? Governo abusivo. Ma perché venduti? Perché siete venduti? Perché dopo dite che siamo quattro gatti. Non siamo quattro gatti. Hanno messo anche questi seggiolini apposta per proibire. Non proibite un tubazzo, non toccate i bambini. Slogan contro la nostra troupe e più in generale contro il mondo dell'informazione sono quelli scanditi dai No Green Pass che si sono radunati giovedì sera in Piazza dei Signori tra le 80 e le 100 persone. In tanti non hanno gradito la presenza dei giornalisti e delle telecamere. Il coro è partito pochi minuti dopo la diretta del nostro telegiornale. Qualcuno ci ha anche invitato ad andarcene. Insomma, nella piazza che invoca libertà non c'è molto spazio per quella di informazione. Siete qui per dire che cosa? Non parlo con i venduti delle informazioni, i servizi televisivi che mentono, che trasformano le informazioni, cercano solo di convincere la gente di cose che non sono vere. Non parlo con voi. Neanche lei, signora, si fida? Non parlo con voi venduti, mi dispiace. Venduti, ma chi ci comprerebbe? Non parlo con voi venduti. Comprati non si sa da chi, visto che chi ha voluto si è espresso liberamente. No a questa dittatura sanitaria e lasciare spazio ai dottori della terapia domiciliare che da un anno stanno curando i malati di Covid e i giornali e la TV non ne parla. Questo qua è il nostro Green Pass, vedi, nostro Green Pass.